Sabato 5 e domenica 6 settembre torna a Cassola il Serenissima Para-Athletics Meeting, una 2 giorni all'insegna dello sport senza barriere che vedrà in pista atleti paralimpici insieme a normodotati delle categorie giovanili e assolute. Per Cassola, come dichiara il sindaco Aldo Maroso, è un grande valore ospitare un evento del genere a poche settimane dall'inaugurazione di quello che sarà il nuovo palazzetto, il cui match d'apertura vedrà una partita di baskin. Dunque, questo weekend Cassola diventa capitale dello sport paralimpico grazie al gruppo sportivo Marconi e a Veneto Special Sport. Previste gare di corsa, lanci e salti, ovvero tutto il repertorio dell'atletica. Alla conferenza stampa di presentazione è intervenuta anche l'assessore regionale alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin. Vengono manifestazioni come queste in cui appunto atleti normodotati e atleti disabili concorrono insieme, perché nello sport non ci deve essere diversità.